Qua, quando bosci qui io. Non metto io il museo. Tre di mendi per io. Grazie Filippo, grazie. La meraviglia di vedervi in rosa. Dei momenti interessanti. Mettete tutto dentro lo zaino. Signore e signori, al bordo. Che volendo, riusciamo a fare sulle strade di Casalatella che sta arrivando la firma del cuore di grande applauso! Mamma mia, quanta adrenalina! Io amo l'Italia. E voi appena Castro Maruseo, la prima donna corridore che è sembrato per questo corridore che arriva dall'Australia e dall'amico a Pescara, alla Valansen! Guarda un po' che pazienza io non dico niente, non voglio dire niente su di lui, voglio solo che lo presenti e voglio sentire un po' la Figlio d'arte su Cavalli 4 Milano Sanremo, salutiamo Rick Zappel, a firmare l'arte ieri strepitoso. Come Stanzaider, anche Michele Telas, questo corridore mi sembra di conoscerlo, è arrivato alla benzina, è arrivata la firma anche. Grazie. Vediamo il riconoscimento Pipali, grazie Vincenzo. È venuto anche il paninetto di Giovanni Adriatico, Michele Scarponi. Quanto tipo per Michele? Good man. Ma rotto i coglioni? Sì. Non vogliono questi servizi. Ciao. Non riusciamo a entrare. Vai, tranquilla. Questa mi mancava. Hola. Sì, grazie mille. Anche qua? Grazie. Grazie mille, grazie. Una giornata straordinaria e importante, ci ha assistito anche il tempo, c'è tanta gente, un grandissimo clima, siamo soddisfatti ancora una volta di aver portato il Giro qui in Friuli Venezia Giulia e di riuscire ad essere ancora più visibili nel mondo, esattamente come stiamo facendo ormai da un paio d'anni. È quasi banale dirlo, ma questa grande festa di popolo, questo Giro d'Italia che riesce a suscitare tante emozioni, tanto interesse e che soprattutto mette in risalto questa nostra regione, questo Friuli Venezia Giulia straordinario, e oggi una tappa bellissima che inizia in una città bellissima come Palmanova e arriva in un'altrettanto bella città che è Cividale, storia, cultura, territorio, e in mezzo le valli del Torre, le valli del Natisone, posti meravigliosi, sconosciuti ai più, che verranno messi a disposizione di tutti coloro che si collegano in video con il Giro d'Italia. 180 paesi da tutto il mondo, una platea incredibile e quindi il Friuli Venezia Giulia che si promuove col suo vestito più bello e con la sua storia, il suo territorio, la sua enogastronomia.